parti dei solisti veneti ci hanno fatto sentire oggi musiche di Vivaldi e di Tartini, queste in particolare, poi ovviamente li sentiremo ancora in chiusura. Allora, prima parlavate del nuovo auditorium, è venuto la settimana scorsa proprio il sindaco di Padova a Primus Inter Pares Sergio Giordani. Sentiamo cosa dice nel ricordare Claudio Scimone e anche nel parlare del nuovo auditorium. Arriva. Mi ha molto colpito la morte del maestro Scimone, Claudio Scimone. Io ricordo che quando sono stato eletto, lui ha voluto venire a congratularsi con me. E ho detto, per carità, vengo io da lei. Mi sentivo, non c'è stato niente da fare, è voluto venire lui. Mi sono sentito in difficoltà in quel momento perché è imbarazzante. La mia figura rispetto al suo siamo due mondi diversi in termini proprio di qualità, un grande personaggio. Paolo deve molto al maestro Claudio Scimone, moltissimo. In testa mia ho sempre avuto che quando partivano i lavori a Prima Pietra ci sarebbe stata Claudio Scimone. Purtroppo non è stato così. Lui è stato uno di quelli che si è adoperato in maniera importante per ottenere l'auditorium. Ecco, avete sentito, mi sembra che abbiamo messo un estrapolato perché poi è andato in onda tutta la puntata la settimana scorsa. Lui ha detto verrà fatto l'auditorium e verrà intitolato, e io, conoscendo Sergio Giordani, so che sicuramente manterrà la parola al direttore Armellini, perché Padova ha necessità dell'auditorium, ha necessità, come diceva Paolo Giaretta, di riempirlo. E di riempirlo. Mi piacerebbe molto che ci fosse come a Vienna la coda per prendere il biglietto dall'auditorium dalla mattina del giorno prima per poter ascoltare i solisti veneti. Se lo meriterebbero, e mi piacerebbe anche per la città di Padova, direttore. Sì, Padova è una città che rispetto ad altre propone un'offerta culturale e musicale molto molto variegata e molto ricca. Ed è per questo che prima io mi sono riferito alla questione di che cosa succederà adesso tirando in ballo la Regione, perché noi sappiamo che la Regione smista i fondi europei indiretti. E i fondi europei indiretti, secondo l'accordo di partenariato 2014-2020, prevede che ci sia quella che viene chiamata la cross fertilization. Che cos'è? La contaminazione fra cultura, società civile, mondo produttivo e quant'altro. Infatti, prima è stato citato Salisburgo, pochi sanno che il reddito pro capite di Salisburgo è superiore a quello di Vienna. Certo. Questo non a caso. Quindi una regione che ha istituito un assessorato dell'identità veneta, mi sembra che sia ancora così, o sbaglio? C'è ancora questa... allora, una regione così non può non intervenire direttamente e con celerità per appoggiare delle attività che poi sono delle attività assolutamente sinergiche allo sviluppo della città. Senta, il luogo dove verrà fatto il nuovo auditorio vi soddisfa tutti? Lo chiedo prima al direttore, poi a Gottardo e anche a Giaretta, oppure bisognava costruire, come inizialmente paventava Flavio Tornato, uno da zero? Ma secondo voi quel luogo lì è un bel luogo, visto anche la location dove si trova? Allora, io per Scaramanzia non voglio dire niente, perché sono direttore dal 2002 e ho visto saltare fuori progetti che poi sono finiti nel nulla per le ragioni più... Secondo me, prima di parlare se quel luogo è quello più adatto o meno, e tutto sommato a me non va assolutamente male, perché si va a costituire quella che da più parti è stata definita come la cittadella della musica. Bisogna assolutamente coagulare intorno a questo progetto degli stakeholder e dei players seriamente intenzionati, perché sennò
rischieremo di però mi sembra vedere che situazioni... mi sembra, da quello che abbiamo fatto nei telegiornali, mi sembra che se le parti siano abbastanza vicine, la Fondazione, la Casa Risparmio, insomma un po' tutti hanno questa idea che lì davvero si farà l'auditorium, almeno ci sono delle parti burocratiche, della sicurezza, mi dicono, perché ci siamo informati, le difficoltà per renderlo in sicurezza, perché oggi qui in Italia la privacy, tutte le regole sono triplicate, quadruplicate, dunque bisogna, giustamente o no, ci vuole un tempo per metterlo in sicurezza, però tutti mi hanno detto che le parti sono molto vicine, insomma, per questa soluzione. Sì, il mio auspicio è che le parti stiano insieme fino in fondo. Ripeto, non lo dico perché dubito, ma perché ne ho viste di tutti i colori, semplicemente per quello. Poi lei ha toccato un tasto veramente dolente, il cosiddetto tasto della sicurezza. Allora, noi abbiamo, credo, una delle leggi sulla sicurezza per i pubblici spettacoli più restrittive al mondo. Per uno spettacolo nell'attuale auditorium del Conservatorio, l'Auditorium Pollini, ci vogliono come minimo 6 operatori col patentino dei Vigili del Fuoco. L'ultima volta che sono nato in Germania, alla Philharmonie am Gsteig, Monaco di Baviera, 2500 posti, l'addetto alla sicurezza era 1. Non è bello neanche questo, però. No, ma siamo sicuri che poi lì uno non solo, succede uno niente. solo. Come è organizzata tecnologicamente. Non succede niente, sì. Non succede perché c'è una struttura di gestione che funziona, ed è una struttura di gestione è il vero segreto per far funzionare. E anche questo è un po' mi spaventa, perché a suo tempo si chiese una struttura di gestione anche per il Centro Culturale Altinate, non fu fatta, e adesso purtroppo quello che è un centro che va ovviamente a richiedere un impegno finanziario al Comune ogni anno notevole, per cui progettiamo l'auditorium, ma progettiamo in anticipo anche la cabina di regia, certo. la Ha gestione. ragione il direttore, lo chiedo a voi, già sindaci della città di Padova, avere questi dubbi, dire finché non vedo e finché non entriamo, io non mi fido più di nessuno, dire no. Questo? Un po' di prudenza è anche scaramantica. Però bisogna, io condivido quello che dice Armelini, nel senso di andare fino in fondo. Se Padova è in grado, come città che dirige parte degli interessi della regione, non è quello il luogo comune, propagandistico, capitale di questo, capitale di quello, mi fa ridere, ma dirige alcuni settori della cultura. Se il settore della cultura musicale, della tradizione della grande Repubblica Veneta, lavoriamo, che questo testimone, tenerlo in piedi ancora, fanno un ruolo mondiale su Padova, è chiaro che di conseguenza ci va tutto, dai finanziamenti regionali all'auditorium, perché altrimenti io sono soddisfatto quando vedo che il mio presidente Zaia difende le cime del Marmolada, dall'assalto trentino che va dall'altra parte con le teleferiche a portargli un po' via un po' di turismo. Però l'identità, allora andiamo alle cose, quella I maiuscola, e su questo, ecco, tanto per essere chiari, difendiamo delle teleferiche o difendiamo una cultura mondiale? E qui è il ruolo, mi consola quello che ha detto Giordano, è il ruolo della città, ma della città come grande città veneta, come grande tradizione certo. culturale da tenere in piedi. Ma lei è fiducioso che venga fatto questo auditorium? Io sono favorevole che venga fatto, però anche qui il punto è sempre di pensare che il problema dell'auditorio sia un problema di edilizia, un po' come quando si parla del nuovo ospedale di Padova. Quanto grande, quanti posti letti, ma il problema è della ricerca scientifica, quale ospedale? Dell'auditorio, ma quanto è grande, quanto è piccolo, 1200, no, 1000, no, 3000. No, il problema è a che funzione culturale li dai. Beh, però se ci stanno solo 10 persone... la vocazione, no. devi dargli una vocazione. Fermo, è caduto il microfono, è caduto il microfono. Vede, perché se non entri aspetti, lo metta bene. Se non entri su questa logica qui, ti fermi solo in problema edilizio.
appaltistico. Non è così. Quello edilizio e appaltistico è la parte finale di una grande regia culturale. Certo. Scusami, ma è possibile che ci poniamo come Veneto la difesa della lingua veneta? Che tra l'altro ogni provincia ha la sua lingua veneta, tra l'altro. Bene, ma il linguaggio universale, cosmico, che non ha bisogno di traduzioni, è la musica per eccellenza. La lingua veneta per eccellenza è Vivaldi, è Albinoni, è Tartini e così via. Allora, questo non ha bisogno di essere tradotta. Si gode. Abbiamo questa chiave veneta in mano e andiamo a discutere della festa dell'arenga. Ma scusatemi, non vuol dire non essere consapevoli di un'eredità storica mondiale di cui siamo gli unici portatori e che ci danno dignità, se no andiamo a difendere le seggiovie, che vuoi che ti dica io. D'accordo, il buon Settimo Gottardo ha fatto un discorso in questo momento politico, la domanda che gliela faccio più, è fiducioso che venga fatto all'auditorium dove ha detto il sindaco Giordani? Io sono fiducioso se mantiamo alta la domanda. L'auditorio è un'offerta che può fare l'amministrazione pubblica, ma l'offerta sta in piedi se c'è anche una domanda per banco. Allora, il problema fondamentale è mantenere alto una domanda culturale, che non è solo localistica, perché questa domanda culturale e questa consapevolezza culturale obbliga a dare l'offerta dell'auditorio. Paolo Giaretta, ma l'auditorio è un'offerta. Paolo Giaretta invece il pensiero è giusto, perché siamo nel cuore della città, piazza Eremitani, tra il museo, la Cappella degli Scrovegni, la chiesa degli Eremitani, il San Gaetano, quindi dove si fa cultura a Padova, posto perfetto. Abbiamo pedonalizzato quella piazza che è bellissima, è molto bello, vincendo sempre le resistenze che ci sono. Sono perfettamente d'accordo con Gottardo, le mura si fanno perché si ha in mente una idea culturale della città. Tu che ti occupi anche di sport ricorderai quando il mondo dello sport rompeva le scatole ai sindaci, prima a lui e prima a me, perché bisognava fare lo stadio di 60.000 posti. Se noi fossimo stati tanti criminali da seguire queste indicazioni dei tecnici del settore, avevamo lo stadio brutto come è adesso purtroppo, ma un monumento nel deserto. L'hanno fatto di 40 adesso, non è? Perché quello che lo dicono 37 anni tu sai com'è il mondo del calcio e com'è. Quindi anche qui il posto è giusto, dell'auditorium c'è bisogno, ma prima e insieme il progetto culturale. Ad esempio, come fare questo uditorio, di quanto farlo. Vogliamo sentire i musicisti, ce lo dicono anche loro, no? Che sono quelli che fanno la musica, non è che la politica decide. C'è un buco, riempiamo tutto di posti. Dipende. Ci dicono loro se oggi il modo di ascoltare la musica però del vivo... la mia Paolo Giaretta, è una domanda diversa. È bella quella location oppure è la più bella, come diceva Zannato? Quella è perfetta. Perfetto, questa è la domanda che io volevo fare. In piedi, ecco, esatto, quella è la domanda che volevo farvi, perché inizialmente sembrava la location un altro posto, invece poi con Ivo Rossi ha proposto la Fondazione Cassa Risparmio che si trova in Piazza Eremitani, e credo che tutti siamo d'accordo che la location, come diceva il direttore, è l'angolino o l'angolo della musica, insomma. Al Pollini, cioè aprendo una porta, c'è la sala del Pollini attuale e la sala nuova dell'auditorio. È l'ideale. Era conosciuto Paolo Giaretta dalle persone comuni Claudio Scimone, secondo lei? Certo, perché l'abbiamo sentito da queste interviste. Allora, no, ma dicevo, ho capito quelli che hanno vicino, che abitavano. Ma perché lui stava in mezzo alla città. Andiamo a sentire un po' di gente che abbiamo ascoltato, era per presentare questo servizio, vediamo. Cos'è che rendeva speciale il maestro Scimone? Perché è così ricordato? Era bravissimo, è stato uno dei precursori, ha creato un grandissimo band che suonava. A Padova era stato anche direttore del nostro Pollini, per cui una persona direi rappresentativa di Padova, dell'Italia, anche nel mondo. Era un grande uomo, oltre a un grande musicista. Quando faceva i concerti, faceva prima una piccola presentazione del concerto che faceva, era bellissimo ascoltarlo, sembrava un po' un papà.
e mi mancheranno molto tanti suoi concerti e soprattutto quelli che faceva la domenica quando era verso la fine di ottobre così. Tutte le domeniche faceva un concerto alle ore 11, frequentatissimo, era meraviglioso. Era una persona molto legata alla città, di grande cultura e di grande umanità. Che persona era? Splendida, molto vicina ai giovani, una grande persona insomma. Come mai è stato così amato dai padovani ma non solo? Ma questo non lo so, ma comunque diciamo forse perché ha fatto tanta cultura, non lo so, diciamo comunque ad ogni modo, e poi anche perché diciamo i suoi brani erano quasi sempre musica veneta, diciamo così, e penso che sia stato questo, ma comunque ad ogni modo era una persona che si faceva voler bene, stimare, è stata una grandissima perdita, grandissima, glielo assicuro. Poi dicono Paolo Giaretta e Settimo Gottardo che a Padova insomma non c'è tanta cultura, delle volte si guardano le cose più banali. Nelle interviste ne abbiamo fatte le altre perché metterle tutte era davvero molto lungo il servizio. Però da queste mi sembra che la cultura a Padova è molto seguita. Cosa vuol dire? La musica classica non è esattamente un genere musicale di massa, no? Però Scimone si è fatto conoscere attraverso la musica come persona. Uno scrittore islandese, l'Islanda è una terra di grandi silenzi, no? Di grandi solitudini, ha detto la musica allarga l'anima. Claudio è stato questo, cioè attraverso la musica ha allargato l'anima della città. È questo, diciamo, il lascito difficile da mantenere, perché è vero che non ci sarà uno come lui, però dobbiamo cercare di... Questo è il lascito. A parole tutti gli vogliono bene, no? Adesso ogni concerto si apre con la celebrazione, però attenzione a non fare neanche la retorica. Cioè, non bastano le belle parole. Bisogna che quel lascito, che non va imbalsamato, bisogna continuare con la sua creatività. Non è che adesso si continua a fare la stessa musica, perché lui in questa lunga stagione ha cambiato il modo di fare musica. Quindi, insomma, adesso basta retorica, il ricordo l'abbiamo fatto, qualche lacrima per chi è stato amico l'ha versata, adesso è il futuro che ci interessa, no? E ripeto, l'auditorium serve alla città. Certo. Però prima del conservatorio serve l'idea che la musica a Padova sia un motore della città, perché siamo una città che è diventata di grande turismo, è un turismo molto legato alla cultura, perché si viene a vedere i beni culturali della città, se assieme ai beni culturali gli diamo anche un'offerta musicale alta, ma il pubblico viene. Certo, siamo in chiusura, chiedo a tutti e tre gli ospiti, avete un aneddoto che vi ricorda il buon Claudio Scimone? Se ce n'avete oppure no, inizio da lei direttore, qualcosa di particolare che non le scappa dalla mente? Beh, Claudio era una miniera di aneddoti, di detti, aforismi, barzellette, ce n'è solo l'imbarazzo della scelta. Una volta mi citò una poesia in francese per dire che una cosa è ovvia, parlando peraltro col perfetto diciamo, padronanza della lingua, il detto che appunto Messier de la Palisse 5 minuti prima di morire era vivo. Era questo il suo modo di ogni vivere, tanto... Certo. E lo era anche lui, dire... e lo era anche lui. Sì, sì, no, ma... Lo era anche lui. Lui diceva queste cose, cioè, aveva sempre la battuta pronta, ma era una battuta colta, era una battuta saggia, era una battuta mai grossolana, mai banale, rozza, mai banale. Ricorda qualcosa lei, Gottardo, di... Fuori dalla musica, come persona, mi ricordo che una sera bussa alla mia camera in albergo per salutarmi, era nella camera accanto, e ho visto, io l'ho fisso perché al collo, come una collana, avevo un rosario.
così come fosse una catenina. E lui ha visto che mi ero un po', lui è di origine ebrea, una grande sensibilità religiosa e culturale. Dice, sì, guarda, me l'ha regalata il Papa, penso che dovrebbe essere stato Paolo VI, perché ero stato ammalato gravemente e ha finito un concerto ricevimento, mi ha regalato, e lo porto sempre con me con molta devozione, dice, e anche con molto rispetto. Quindi, per dire, quando si è di cultura, di anima larga, direbbe operatore musicale dall'ampia veduta. Ecco, queste sono ampie vedute, certo, che non hanno limiti. La cosa mi ha molto commosso. Colpito. Paolo Gianetta... L'ho detto prima, faceva sorridere che lui mi chiamava illustre senatore. Dico, e mi prendi in giro? No, perché l'istituzione va rispettata. Sì, dico, va bene, ma ci conosciamo da tanti anni. No, no, ma io ti devo chiamare illustre senatore. Va bene. Era fatto così, gli piaceva scherzare, gli piaceva la battuta, ma anche il senso delle istituzioni che vanno rispettate. Bene, davvero io vi ringrazio tutti e tre, ringrazio Paolo Gianetta, ringrazio Settimo Gottardo, ringrazio Leopoldo Armellini per la loro testimonianza nel ricordare un grande maestro della musica italiana, mondiale e nostra, perché lui è nato e vissuto musicalmente qui a Padova. Davvero grazie di essere intervenuti. La chiusura abbiamo aperto con la prima parte dei solisti veneti, che li ricordo, li saluto, li ringrazio, Lucio Degani, poi abbiamo Chiara Parrini, Luca Stevanato, quello con il contrabbasso, Viero Gianantonio e qui vicino a me è Giancarlo Di Vacri. Io vi ringrazio davvero di cuore, siete stati gentilissimi a venirmi a trovare i nostri studi, era un ricordo doveroso nei confronti di Claudio Scimone. Ovviamente la chiusura è dedicata con un altro pezzo di Vivaldi, immagino, giusto, che ci suoneranno loro. Grazie davvero a tutti, è stata davvero una bella puntata, grazie.